Dopo la violenta bomba d'acqua di sabato pomeriggio a Noventa è tornata la tranquillità ed ora si fa la conta dei danni. Il sopralluogo nella serata di sabato, subito dopo gli interventi di priorità, è servito a preparare la mappatura per la successiva richiesta da parte del sindaco dello stato di calamità alla regione. Adesso, finita l'emergenza e ovviamente fatta la mappatura durante le vie che sono state interessate, con le osservazioni rilasciate ovviamente dai vigili del fuoco e con quello che stiamo ricevendo da parte dei nostri concittadini, stiamo predisponendo tutta la documentazione che verrà spedita in Regione Veneto per chiedere lo stato di calamità. L'intervento di emergenza di tutte le squadre a disposizione è stato rapido ed efficace. Importante è stato l'aiuto di tutti e il supporto della cittadinanza intera. Una grande collaborazione. Io devo ringraziare come sindaco tutti i volontari della nostra protezione civile locale, in modo particolare il gruppo del Basso Vicentino ANA e il nucleo Carabinieri. 6 squadre di vigili del fuoco provenienti da più parti del Vicentino, anche lì lavoro incommiabile di nostri professionisti e quindi un ringraziamento a tutti quanti i volontari. Un ringraziamento poi lo devo fare ai nostri concittadini che con uno spirito di solidarietà hanno aiutato chi aveva difficoltà, chi aveva praticamente una situazione di più disagio, quindi facendo un sopralluogo nelle varie parti di Noventa, nelle varie vie più interessate al maltempo e con famiglie che si sono trovate scantinati e garage allagati, ho visto veramente un aiuto anche da parte del vicinato e questo è stato un bel segnale.